2 punti purtroppo persi, c'è il merito comunque di Momente che ha fatto un gol molto bello, nel senso è mancino col destro, non essere in croce dei pali, però Scuffi ha fatto 2 grandi parate sul 2-1. È una partita, al di là che siamo andati sotto per quell'episodio, che avevamo un controllo, direi, e anche per le situazioni che ci avevano creato. Sono 2 punti in questo momento che abbiamo perso sicuramente. Guardando un attimo la parte finale, dove è arrivato con le 2-2, era un po' di minuti che sono davanti subito, loro hanno fatto questi 2 cambi Bariti e momentaneamente hanno messo un po' in difficoltà, anzi parecchio in difficoltà. Sì. Non era forse il caso lì un pochettino anche da parte di qualcuno di leggere meglio certe situazioni, perché questo ha fatto un cross velo di Samb e momentaneamente chiudiamo un po' troppi gol ultimamente, in maniera stupida, o no? Sì, giustamente loro con questi 2 innesti hanno spostato un po' di più il baricentro in avanti. Noi comunque avevamo avuto le situazioni per chiudere la gara. Per caratteristiche sia Germinale che Neto erano, diciamo, era tanto tempo che non giocavano 90 minuti, alla fine erano sicuramente un po' più in difficoltà, avevano meno brillantezza. Conoscendo Bariti, perché l'ho anche avuto, Nicola aveva speso tantissimo, ho inserito a secondo della fascia di dove sarebbe stato messo, o avrei messo Tentardini o Bognotti per cercare di limitare proprio questo tipo di situazione. Loro si erano messi con un 4-2-4. Il cambio l'abbiamo fatto, però sono stati più bravi loro a pareggiarci la partita, perché poi si è visto insomma anche sul 2-2, poi abbiamo avuto un'altra palla gol con Dettori che è uscita di poco. Sinceramente, questo è quello che penso io, per la gara che abbiamo visto oggi meritavamo secondo me qualcosa in più, però merito all'avversario, merito a Momente che è riuscito a fare un grandissimo gol, però dei demeriti sicuramente ci sono, perché a pochi minuti dalla fine dovevamo essere sicuramente in quella situazione a gestirla molto meglio. Senta, l'ultima cosa, quanto mi riguarda, questo campo, avete giocato già domenica sul terreno, quello del Ryan di Franco, quello di oggi è addirittura una cosa vergognosa. Quanto penalizza una squadra tecnica come la vostra? Sì, sicuramente il campo non ha agevolato tutte e due le squadre, però anche nel primo tempo insomma la squadra veniva da questa sconfitta in casa, ha gestito bene la partita, avevamo il controllo anche se siamo andati sotto, però al di là del campo che non ci permetteva di magari muovere la palla ancora più velocemente, perché è normale che se non riesci a controllarla bene un passaggio forte diventa un po' più difficile, quindi abbiamo per forza di cose dovuto rallentare un pochettino il giro palla, e chiaramente l'Ancona era molto chiuso dietro. Se in quelle situazioni non riesci a circolare la palla velocemente fai fatica ad aprire degli spazi, quindi un pochettino il campo sotto questo aspetto ha penalizzato il Padova, però credo anche l'Ancona, insomma non ne vogliono i colleghi di Ancona, ma anche il nostro non è messo benissimo. Sei un po' preoccupato per i gol presi anche oggi, come ho detto calcio da fermo, ti aveva fatto arrabbiare domenica il gol preso calcio da fermo, anche oggi così? Beh, il primo gol non lo so, iniziato a non farlo. Giudicatelo voi, ormai ci stiamo facendo un po' il callo a questa situazione e non va bene, ci sono società che mandano immagini e via dicendo. Anche noi oggi siamo andati sotto, direi per una svista, quindi come si fa a giudicare un cross da 40 metri alto con in mano il portiere? Quello sicuramente non è una cosa che voglio andare a discutere.
sulla seconda palla, su questa palla laterale c'è, ripeto, la bravura di Mometè, perché non la controlla, colpisce col piatto aperto, non è il suo piede, la messa all'incrocio dei pali, quindi c'è anche la bravura dell'avversario. Sicuramente non eravamo messi benissimo per difendere questa palla laterale. Nella fattispecie era proprio in mezzo a Spraga e a Rino, era solo, cioè era proprio in mezzo a loro. Esatto. Vista l'ultima cosa sulle scelte, erano dettate proprio da una necessità per fare qualcuno. Sì, avevamo ma direi che anche chi ha fatto la sua parte, avevamo Cristian che comunque ha speso tanto domenica, Germinale e Neto hanno comunque lavorato bene in mezzo al campo. Felipe sapevo che non aveva una durata di 90 minuti, però ha fatto una buona gara. Dettori era giusto in questo momento andare a mettere, visto che c'è un'altra partita tra pochi giorni, anche giocatori che in questo momento ci possono dare una mano, quindi le scelte che ho fatto le rifarei anche al di là del risultato. Parliamo intanto da quell'episodio del primo gol, che lì insomma sembra, riguardando le immagini, Sam ti porta via la mano sinistra. Sembra netto. Sembra un fallo. Sì. Purtroppo anche oggi c'è qualcosa da recriminare, perché io come la mia squadra insomma siamo i primi che chiaramente pensiamo a quelli che sono i nostri sbagli e sicuramente non troviamo scuse in quello che può essere la giornata storta di un giocatore o addirittura in questo caso dell'arbitro, però dopo l'ultima partita in casa, che vi assicuro il pensiero nei spogliatoi non era quello tanto rivolto all'ultimo fallo, ma più che altro a dire che magari abbiamo preso 4 gol, quindi c'era qualcosa da rivedere, quindi farsi prima una autoanalisi piuttosto che andare a trovare delle colpe in quelli che potevano essere fatti imputabili all'arbitro. Oggi ci ritroviamo a venire a Ancona e purtroppo inizia la partita e dopo la prima mezz'ora ci troviamo sotto 1-0 perché non è stato fischiato un fallo secondo me netto sul portiere, perché sono andato per bloccare la palla e chiaramente quando vai per bloccare la palla poco vieni toccato sulle mani, è normale che perdi l'equilibrio, quindi toccarmi sulle mani è sicuramente fallo e quindi non capisco l'atteggiamento dell'arbitro, ma in più non capisco più che altro quello che è stato quello che c'è stato precedentemente, perché purtroppo l'arbitro ha avuto un atteggiamento sin dall'inizio quasi prevenuto e fatto sta l'ho capito a fine primo tempo, quando la prima cosa che mi ha detto sotto è stata di togliermi la tuta, quindi mi è sembrato un arbitro più preoccupato a quelli che erano i miei indumenti piuttosto che a quello che era stato il gioco, quindi mi è sembrato come una ripicca dal suo atteggiamento e sinceramente quello che volevo dire è che io non ho protestato al momento non perché non pensassi di aver ragione, ma perché da giocatore accetto quelle che sono i giudizi, quello che vede l'arbitro e perché propagandiamo sempre di non andare a protestare con gli arbitri, di accettare le loro decisioni. Io questo in campo l'ho fatto, però adesso fuori manifesto quello che è il mio pensiero, insomma. Spero che la classe dirigenziale, appunto gli arbitri, riescano a capire che noi giocatori non andiamo sempre allo scontro, ma vogliamo appunto anche un dialogo e questo anche nel campo può aiutare anche loro, credo, ad avere una gara più migliore, insomma, anche perché un atteggiamento più propenso ad ascoltarci da parte loro sicuramente secondo me potrebbe portare dei vantaggi a loro e a chi sta in campo che magari non si innervosisce e non va ad fare atteggiamenti sbagliati. Quindi detto questo, chiaramente, come ripeto e ho detto all'inizio, non andiamo a trovare giustificazioni in quello che è nel risultato su quello che è stato l'episodio dell'arbitro. Mi dispiace essere venuto ad Ancona ed essere partiti nella gara sotto di 1-0.
questo mi è dispiaciuto. Poi detto questo, chiaramente se la partita è finita 2-2, visto che vincevamo 1-0, abbiamo delle colpe da recriminarci, cercheremo di migliorare e di lavorare meglio per non incappare ancora in questi errori. Io credo che la squadra oggi ha fatto un'ottima partita, perché riprendere un gol così, chiaramente l'Ancona è una squadra che non è l'ultima arrivata, stava bene, erano in forma, c'è stata una partita maschia come ci si aspettava, e quindi il risultato alla fine forse, ecco, non è giustissimo, perché noi abbiamo tirato sicuramente più volte in porta di loro. Io sono stato impegnato solo oltre nell'episodio in una punizione nel secondo tempo, mentre l'altro portiere ha fatto due ottime parate, quindi ci prendiamo questo pareggio e speriamo la prossima partita, ecco, in casa di poter cercare di riniziare il nostro cammino di vittorie. Non ho capito cos'è l'aspetto della tuta, cioè questo prima della partita. Io a fine primo tempo sono andato a chiedere delle decisioni all'arbitro e mi sono trovato un atteggiamento aggressivo da parte dell'arbitro, soprattutto per come ero vestito e non tanto per quello che stavo dicendo, quindi mi sembra un po' una prevenzione su quelli che sono aspetti secondari rispetto alla gara, insomma. Quindi ecco, trovarmelo lì a rimarcare su come ero vestito e non tanto su quello che era successo mi è sembrata sinceramente una sciocchezza. Ho capito. Grazie.